Giovedì scorso ho mandato un WhatsApp, un messaggio a Zaia per WhatsApp in cui mi mettevo a disposizione per eseguire tamponi gratuitamente, siccome volontario, in ospedale a Vittorio Veneto. Immediata la risposta del governatore Zaia, che sempre tramite WhatsApp risponde a Giuseppe Rizzotto, noto otorinolaringoiatra da un anno in pensione, ringraziandolo per la disponibilità. Da qui contatti con i vertici dell'ULSS che chiedono al medico di diventare operativo già martedì nel Covid Point dell'ospedale vittoriese, dove Rizzotto è stato guida del reparto dell'otorino per una vita e oggi è primario emerito. Il suo, ribadisce, è un gesto spontaneo. Questa è un'iniziativa che io ho preso individualmente, anche perché avendo chiuso il reparto di otorino a Vittorio e trasferiranno le attività chirurgiche a Treviso, io che andavo lì 3 giorni a settimana ho detto allora se mi trovo disoccupato allora mi metto a disposizione a fare tamponi. Inevitabile però un riferimento alle polemiche tra regione e medici di base proprio sull'effettuazione dei tamponi. Non è che occorrono strutture particolarmente complicate, si tratta di avere quei 3 presidi per la protezione e basta, e poi non è che mi viene chiesto di fare così tanti, quindi non commento. Dico che dovrebbero rileggersi il giuramento di Ippocrate.